Pensiero del giorno, domenica 22 giugno. Occuparci degli altri. I vari contatti che abbiamo con i nostri vicini durante la giornata devono essere tradotti in carità, trasformati in carità. Dal mattino quando ci alziamo alla sera quando andiamo a letto, ogni relazione con gli altri deve essere carità. In chiesa, a casa, in ufficio, a scuola, per strada, dobbiamo trovare diverse occasioni per vivere la carità. È nostro compito insegnare, istruire, governare, nutrire, vestire, occuparci dei parenti, servire i clienti, sbrigare pratiche. Dobbiamo fare tutto per Gesù, nei nostri fratelli, senza trascurare nessuno, anzi, essendo i primi ad amare tutti. È una ginnastica che dobbiamo fare tutto il giorno, ma ne vale la pena perché in questo modo avanziamo nell'amore di Dio. Chiara Lubick, L'arte di amare, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.